Buongiorno e bentornati con questa nuova edizione di A voi la linea con dirette contributi dal nostro territorio. Le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL hanno siglato un documento programmatico condiviso inviato alla Regione per dare delle linee guida sull'uso del recovery plan per il Friuli Venezia Giulia. Le priorità, secondo i sindacalisti, sono occupazione, infrastrutture e sviluppo sostenibile. I Sindacati Uniti inviano un documento alla Regione per chiedere delle linee attuative per quanto riguarda il recovery plan. Qual è il cuore di questo documento? Senz'altro noi abbiamo voluto essere protagonisti per un rilancio della Regione e che ci auspichiamo che prima di investire sui vari settori si faccia anche un ragionamento su che tipo di sviluppo noi vogliamo dare a questa regione qua. Il cuore riguarda 5-6 linee guida, frutto anche della nostra esperienza sul territorio, a partire dal manifatturiero, sostegno del manifatturiero in innovazione e soprattutto in sostegno di servizi sul territorio. C'è tutto il tema della sanità, per noi importantissimo, sappiamo cosa significa avere una sanità di qualità, la pandemia ce l'ha fatto anche capire, per cui il recovery prevede, noi chiediamo che venga rafforzato soprattutto la sanità del territorio, c'è tutto il tema del sostegno alla catena agroalimentare e del turismo, c'è tutto il tema ovviamente delle infrastrutture, noi siamo una regione che abbiamo assolutamente bisogno, essendo anche in una posizione strategica, se vogliamo proprio fare quel passo e quel valore, avere quel valore, diciamo così, aggiuntivo di mettersi in regola anche con le infrastrutture. Oggi sembra che quasi che il mondo si fermi a Venezia, per cui noi dobbiamo anche investire molto sul ferro, investire sull'aeroporto, se vogliamo effettivamente essere attrattivi, investire sui porti, c'è tutto il tema anche dell'energia, del green e del verde, noi ad esempio con esempi concreti, ad esempio sulla decarbonizzazione della centrale A2A, per cui noi partiamo offrendo spunti e progettualità concrete come raddoppio anche binario della Udine Cervignano proprio per poter migliorare nelle infrastrutture, abbinandole ovviamente a una visione di regione. Ultimo, il tema di un tavolo permanente perché tutto questo, tutte queste risorse che arriveranno devono essere finalizzate ovviamente a creare occupazione, ma io direi anche buona occupazione, soprattutto a sostenere tutta l'occupazione giovanile e femminile che è uscita ovviamente da questa anche pandemia, sta pagando il prezzo più caro, per cui anche questo diventa un tema dirimente. Queste risorse capire bene, valutare lungo la strada effettivamente quale tipo di impatto poi alla fine sul tessuto sociale danno. Ecco, questo documento che invierete alla Regione parte dal territorio, dall'ascolto del territorio e dell'esperienza che le liste sindacali hanno appunto sul territorio. Assolutamente sì, è partito da un ascolto di tutte le ex province, quindi di tutte le nostre strutture, a cui abbiamo chiesto di focalizzare quali potessero essere le misure che servivano per uno sviluppo dello stesso, perché lo sviluppo della Regione parte proprio dalla crescita e dalle problematiche dei territori. Stiamo valorizzando anche uno schema relazionale che con fatica siamo riusciti a costruire sia con le parti datoriali sia con le istituzioni, che dovrebbe essere la chiave di volta per riuscire a realizzare quelle riforme e far ascoltare la voce dei 250.000 iscritti che CGIL, CISL e UIL rappresentano in Friuli Venezia Giulia, proprio nella logica di costruire un qualcosa di positivo per tutti partendo dal lavoro. Ecco, i sindacati hanno un po' di timore per quando sarà il momento della fine del blocco di licenziamenti che ci sia un'ulteriore ripercussione sui lavoratori? Adesso le stime danno a livello nazionale che il 30 di giugno potrebbe portare ulteriori 500.000 perdite di posti di lavoro. Sì, c'è un timore, come c'è il timore anche di cosa succederà se non riusciamo a fare una riforma rapida degli ammortizzatori sociali. Su questo a livello nazionale al lavoro con rispettivi ministeri continuiamo a monitorare, anche perché andare avanti sempre soltanto con le proroghe potrebbe non essere una cosa utile, a meno che non si faccia una proroga fino a quando la pandemia non sarà finita, la crisi non sarà finita, però bisogna lavorare affinché ci sia un sistema di politiche attive e passive che sia all'altezza del contesto attuale. Si parla chiaramente anche della fine del blocco di licenziamenti all'interno di questo documento, però in realtà c'è già chi ha già pagato questa crisi, sono in particolare i giovani, in particolare le donne. Sì, è uno dei grandi problemi di questa crisi. Le donne e anche i giovani stanno pagando un prezzo altissimo perché non pagano un prezzo solo sotto il profilo lavorativo, lo pagano anche sotto il profilo personale, spesso hanno dovuto farsi carico
nello smart working anche dell'educazione dei figli, hanno dovuto rinunciare a quote del loro lavoro ed è una delle tematiche probabilmente più tristi e più difficili da affrontare. Su questo tema poi tra l'altro noi siamo molto preoccupati perché alcuni settori ad alta incidenza di occupazione femminile sono quelli che probabilmente presenteranno alla fine del periodo del blocco dei licenziamenti il conto più alto da pagare ai lavoratori. Questo sarà un problema serio ed è per questo che noi alla Regione abbiamo presentato una serie di iniziative concrete al fine di ricostruire una filiera del lavoro che tenga conto anche dei soggetti che potranno essere espulsi temporaneamente dal mondo del lavoro stesso. Quindi l'obiettivo di questo documento è duplice: da un lato far ripartire il lavoro e dall'altro aiutare chi il lavoro potrebbe perderlo. Sì, senz'altro, noi dobbiamo superare questa logica dell'accumulo della ricchezza nelle mani di pochi. Dobbiamo diffondere questa ricchezza nella comunità regionale e l'occasione del Recovery Fund è un'occasione straordinaria. Se la Regione si muoverà bene, se la Regione sarà in grado di fare le scelte giuste, ci potrà essere un arricchimento generalizzato della comunità regionale. In difetto di questo vedremo accumularsi risorse nelle mani di pochi, come è accaduto negli ultimi anni ed è una cosa per noi assolutamente inaccettabile. E 2 nuovi primari sono stati nominati oggi nell'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Le 2 nuove figure andranno a ricoprire il ruolo apicale per quanto riguarda le strutture complesse del laboratorio analisi e di nefrologia e dialisi. In arrivo poi nei prossimi mesi anche altre nomine, in particolare per la pneumologia dell'ospedale di Pordenone. Per quanto riguarda i primariati nell'azienda sanitaria del Friuli occidentale, oggi altre 2 nuove nomine. Chi riguardano e chi sono i nuovi primari? Sì, oggi siamo molto contenti nell'annunciare che io ho nominato 2 nuovi direttori di struttura complessa, quindi 2 nuovi primari, e sono esattamente il dottor Doretto per quanto riguarda la struttura complessa del laboratorio analisi, quindi il primariato importante del laboratorio analisi che in questo periodo evidentemente ha dato un grandissimo contributo anche per quanto riguarda tutto il supporto per la determinazione, per le analisi relative al Covid. E poi evidentemente un altro primariato importantissimo. Io ho individuato nella figura del dottor Mancini il responsabile della struttura complessa della nefrologia e della dialisi. 2 professionisti che tra l'altro derivano dall'interno dell'azienda, quindi hanno avuto una storia anche importante come direttori facenti funzioni e quindi oggi sostanzialmente con il mio decreto diventano dei primari di ruolo a tutti gli effetti. Quindi si completa nel dipartimento medico per quanto riguarda la nefrologia e dialisi e nel dipartimento della medicina dei servizi per quanto riguarda invece l'altro primariato del dottor Doretto, il quadro complessivo dei primariati e quindi si dà un ulteriore importante contributo al percorso che noi stiamo mettendo in campo ormai da alcuni mesi per la copertura dei primariati. Ricordo che questi 2 primariati arrivano a valle del nuovo primario di medicina interna di Spilimbergo, il dottor Rondana, che io ho nominato l'anno scorso. Anche poi abbiamo nominato l'anno scorso anche il dottor Mauro Biscosi, che è il direttore della radiologia di Pordenone, dell'ospedale di Pordenone, e entro il mese nominerò anche il nuovo direttore dell'ospedale di San Vito e Spilimbergo. Qualche settimana fa abbiamo presentato il nuovo direttore della struttura complessa Centro di Salute Mentale 24 ore Alevel Noncello, nella figura del collega dottor Semenzini. Quindi insomma cominciano a essere già un numero importante di primari, sono in corso moltissime altre procedure, quelle prossime saranno quella della pneumologia, quella della farmacia importante ospedaliera e territoriale, quella delle cure intermedie, poi ho dato mandato agli uffici anche di fare e di preparare anche i nuovi primariati di oculistica e di dermatologia. Dottor Doretto, un importante incarico alla guida di un importante reparto in un momento come questo. Sì, sono molto contento e soddisfatto per poter continuare il lavoro che era stato intrapreso già molti anni fa e che ha fatto del laboratorio analisi dell'ospedale di Pordenone una struttura che ha una valenza non solo locale ma a livello nazionale per quanto riguarda le varie competenze che si sono sviluppate nel corso degli anni. Ecco, in tema proprio di pandemia, quanto è il lavoro e a che ritmo si viaggia in quel laboratorio?
Noi siamo impegnati per la parte nostra che non riguarda gli esami microbiologici, ma che riguarda comunque un'attività di marcatori prognostici, in parte anche diagnostici, con metodiche citofluorimetriche e anche biochimiche, che funge da supporto all'attività diagnostica principale, che è quella della microbiologia. Dottor Mancini, anche per lei insomma un importante incarico. Sì, ringrazio tutti, ovviamente sono molto felice di questo incarico che permette di continuare l'attività svolta, che ha portato a dei risultati importanti, soprattutto nell'ambito della domiciliazione del trattamento dialitico, che è un argomento che ho cavalcato nell'arco degli ultimi 2 anni e che intendo cavalcare ulteriormente con questo lasso di tempo molto più tranquillo. Quante sono le persone che seguite, che soffrono, che hanno bisogno della dialisi insomma, nella nostra provincia? In questo momento abbiamo 140 persone in trattamento emodialitico, quindi ospedaliero, a cui vanno aggiunte altre 35 persone in trattamento dialitico domiciliare con tecnica peritoneale e si aggiungono 170 pazienti trapiantati che seguiamo abitualmente. Grazie a Daniele Micheluz, qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci, bentornati con A Voi la Linea, con la seconda parte di A Voi la Linea. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Aspiag Service, la società concessionaria del marchio Despar in Triveneto ed Emilia Romagna, ha chiuso il 2020 con risultati in crescita, ovvero con un fatturato di 2,434 miliardi di euro, un utile netto di 38 milioni di euro. Un 2020 ancora in crescita per Aspiag Service, concessionario del marchio Despar per Triveneto ed Emilia Romagna, 390 milioni di investimenti per il prossimo triennio. Quali i numeri e i risultati ottenuti in Friuli Venezia Giulia? Il Friuli Venezia Giulia si è distinto come sempre. Quest'anno, il 2020, è stato un anno importante con una buona crescita. Abbiamo raggiunto i 623 milioni di euro di fatturato nei nostri punti vendita. Considerate che noi in regione abbiamo 150 punti vendita suddivisi tra negozi in gestione diretta e negozi invece di imprenditori che hanno deciso di chiamarsi Despar. Un fatturato importante che ci ha permesso anche di crescere. Abbiamo aperto nel 2020 3 nuovi punti vendita, una filiale Despar a Fogliano di Re di Puglia, un negozio affiliato a Grado e un negozio affiliato a Corno del Rosazzo. Abbiamo investito oltre 11 milioni di euro per queste aperture, ma anche per ristrutturare altri punti vendita, e questo ci ha permesso di migliorare le nostre quote di mercato, di migliorare il servizio, ma ci ha permesso di assumere 41 persone nuove. Abbiamo 41 colleghi in più, la nostra famiglia ormai è quasi di 2000 persone. Siamo una grande famiglia, soddisfatti di essere una grande famiglia Despar. Il legame con il territorio si concretizza anche in attività di raccolta fondi e interventi anche sul fronte della sensibilizzazione, in accordo poi con le istituzioni, con gli enti del territorio. Sì, due temi importanti per il 2020. Da una parte la raccolta fondi. Abbiamo fatto 2 raccolte fondi importanti, quella classica dell'8 di marzo in supporto a attività che vanno a tutela delle donne, e quella altrettanto classica di Natale, che è stata a supporto dell'ospedale di Udine per l'acquisto di attrezzature particolari. A Pasqua abbiamo fatto la vendita delle campane di cioccolato ed il raccolto, tutto quello che è stato raccolto è andato all'Associazione Autismo FVG, quindi questi sono i 3 esempi che ci hanno permesso di raccogliere quasi 300.000 euro e di donare quasi 300.000 euro. Oltre a questo, l'anno 2020 è stato un anno veramente particolare e abbiamo deciso di supportare la protezione civile e l'ospedale di Udine ancora con una contribuzione per far sì che loro potessero acquistare dispositivi di protezione, specialmente all'inizio, quando non si trovavano le mascherine, non si trovava l'alcol, non si trovava niente, e noi avevamo la fortuna magari di poterli avere, e abbiamo deciso di dare una mano a chi era impegnato in prima linea, così come lo siamo stati noi, i nostri colleghi dei punti vendita, le nostre cassiere, che non hanno mollato mai un minuto, sono sempre state pronte, presenti, considerando anche tutte le difficoltà. Grazie veramente, perché siete state bravissimi.
Il tema della vaccinazione, Aspiac Service si è messa a disposizione, pronta a dare il proprio contributo per la campagna vaccinale. Sì, abbiamo chiesto alla Regione, abbiamo informato la Regione della nostra disponibilità ad essere parte attiva nella vaccinazione dei nostri colleghi che volessero farlo, anche utilizzando degli hub, utilizzando delle strutture nostre, ma questo per poter vaccinare chi è in prima linea. Riteniamo che chi lavora nei punti vendita sia esposto e debba essere tutelato più velocemente possibile. Siamo in attesa di una risposta, appena la Regione ci dà questa grande opportunità noi ci siamo. Un'ultima cosa, avete potuto verificare in prima persona come sono cambiati anche i consumi proprio per la pandemia? Si è tanto parlato del lievito, ma non è solo quello. Sì, non è solo il lievito, si è parlato del lievito, delle farine, insomma i consumi sono cambiati, il problema enorme della chiusura della ristorazione ha spostato questi consumi all'interno delle famiglie, quindi ci sono famiglie merceologiche che sono cresciute in modo veramente importante ed esponenziale, ma l'atteggiamento dei consumatori è cambiato, sono venuti a trovarci magari non ogni giorno come facevano prima, un giorno sì, un giorno no, però hanno capito che all'interno dei nostri punti vendita si può trovare veramente tutto e lo hanno capito in un momento durante il quale non c'era la possibilità di trovare altre cose da altre parti. I consumi sono cresciuti, sono migliorati sicuramente, come diceva l'amministratore delegato prima, noi siamo quelli che durante la pandemia abbiamo pur con moltissime difficoltà abbiamo lavorato e siamo cresciuti, purtroppo questo non è potuto succedere per altre categorie. Grazie al direttore di Telefriuli Alessandra Salvatori. Sarà presto disponibile al pubblico la collezione di documenti e cimeli di Ardito Desio, celebre esploratore friulano del Novecento, capo della spedizione che per prima raggiunse la vetta del K2. La famiglia ha consegnato al Museo di Storia Naturale l'archivio personale di Desio, che è stato catalogato e sarà predisposto per la consultazione. Vediamo. Assessore, questa è una collezione importantissima di documenti, di oggetti. È un peccato che sia chiusa all'interno di una stanza fino adesso. No, è arrivata da poco a Udine, grazie alla generosità della famiglia, della figlia, scusatemi, e poi anche delle nipoti di Ardito Desio. Grazie alla relazione che la dottoressa Mariela Desio ha tenuto con il direttore del CIVIC, del nostro Museo Friulano di Storia Naturale, il dottor Giuseppe Muscio, e proprio grazie a questa intesa che si è creata, questo archivio straordinariamente importante, perché praticamente si raccolgono documenti da poco prima della Prima Guerra Mondiale. Ardito Desio nacque nel 1897. Questo archivio, con anche tutta una serie di materiali, stavo per dire dei cimeli straordinariamente affascinanti, ecco, questo patrimonio viene qui depositato, ma il nostro interesse è di aprire le porte alle scuole, all'università, ai ricercatori, agli appassionati, ai cittadini, perché veramente si può percorrere la storia delle grandi esplorazioni del Novecento grazie a questa figura incredibile che appunto fu il nostro conterraneo Ardito, che nacque a Palmanova. Visse a lungo a Milano, tra l'altro fu a lungo presidente anche del Focolare Furlan di Milano, questo per dire quanto era legato alla sua identità, alla sua origine friulana, e poi Ardito Desio con le sue esplorazioni, con le sue attività venne in contatto praticamente con mezzo mondo, forse qualcosina di più, perché dall'Africa all'Asia, Karakorum, Tibet e poi ancora il Medio Oriente, l'Iran, l'Iraq, l'Antartide, abbiamo la mostra in Galleria Tina Modotti, l'Artico. Insomma, ha percorso veramente l'Africa, l'Eritrea, la Libia, insomma, ha percorso davvero posti affascinanti, e questa sua attività
viene tutta qui documentata perché aveva una capacità straordinaria di assumere informazioni e poi di trasferirle sulle mappe o nei suoi diari, e quindi abbiamo un patrimonio scritto con capacità certosine che descrivono le sue esplorazioni e ci riportano di monti affascinanti. Uniamo a questa sua straordinaria capacità, a questo suo talento, le sue straordinarie competenze scientifiche, perché era documentato, sapeva che cosa aveva di avanti, e quindi è veramente un patrimonio straordinario. Ecco, noi siamo grati alla famiglia, siamo grati ovviamente a tutti coloro che hanno contribuito a portare qui questo patrimonio, e ovviamente siamo impegnati adesso in questa bella sede, rinnovata sede del Museo Friulano di Storia Naturale, a metterlo a disposizione dei nostri concittadini e della nostra comunità friulana. Sindaco, quindi prosegue l'opera del Comune nell'aprire il Museo di Storia Naturale alla città? Sì, è un museo importantissimo, non solo alla città ma anche agli studiosi, perché pensiamo di avere un patrimonio di reperti importantissimo che potrà essere utilizzato da tanti studiosi. Io spero, una volta finita questo problema della pandemia, di poter far visitare questi luoghi e soprattutto le cose contenute qui dalle scuole, dagli studenti, affinché possano conoscere quello che già a Udine abbiamo, un patrimonio incredibile di reperti, di documenti storici che fanno conoscere tanti aspetti della storia nostra, ma anche a livello mondiale, perché qui abbiamo il Karakorum, abbiamo l'Himalaya, abbiamo il K2, cioè la seconda montagna più alta della Terra, e con l'impresa che Ardito Desio ha portato avanti per la sua conquista, una conquista grandissima e importante degli alpinisti italiani. E con il servizio dedicato a questo importante esploratore si chiude anche per oggi l'appuntamento di A Voi la Linea, ma vi ricordo che l'informazione in diretta su Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Grazie per l'ascolto, un buon pomeriggio.